Parto dal titolo di questo incontro, di questo dibattito: è meraviglioso avere un futuro. Dentro questo titolo c'è una volontà da parte degli organizzatori del Festival di Comodamente, cioè di dare una prospettiva, diciamo, positiva e di ragionare su se è possibile oggi essere ottimisti e pensare che i giovani, le nuove generazioni possano avere un futuro. E il parterre che abbiamo porterà contributi diversi. Ci sarà chi parlerà di come sostenere l'imprenditoria giovanile, cioè come inventarsi il lavoro che non si trova. Ci sarà chi ci racconterà, magari partendo proprio dalla realtà del Veneto, di questo territorio, quali sono in realtà le prospettive che ci sono per i giovani, quali sono le iniziative che possono essere realizzate per favorire l'occupazione. E poi ci sarà chi parlerà anche di cosa ciascuno di noi può mettere dentro questa ricerca di lavoro, come può rendersi appetibile, come può riuscire a esplicitare e valorizzare le proprie competenze per rincorrere i propri sogni, perché un po' credo che il problema delle nuove generazioni sia quest'idea, questa cappa soffocante che fa sì che molti di noi, molti ventenni, molti trentenni pensino che non è più possibile e forse non vale nemmeno più la pena di sognare di avere degli obiettivi professionali, ma che ci si debba, diciamo, barcamenare, accontentarsi e stringere la cinghia. Io in tutto questo sono forse una voce un po' atipica rispetto al titolo del dibattito, però nemmeno troppo, perché non è bello dirlo, se c'era la Manieri lo diceva lei, però io ho scritto un libro che è pubblicato da pochi mesi, che si chiama Se potessi avere 1.000 euro al mese, e che racconta l'Italia di oggi a partire da un problema forte, che è il problema delle persone, specialmente under 40, che lavorano e non riescono a portare a casa uno stipendio dignitoso, vengono pagate troppo poco per le proprie prestazioni professionali, rimangono a carico delle famiglie d'origine ben oltre l'età formativa, a 25, 30, addirittura magari 40 anni, e quindi poi ovviamente con grandissime ricadute anche sulla propria vita personale, sulle proprie scelte di vita, di andare via di casa, di formarsi una famiglia, eventualmente di procreare. E quindi sottolineando. Quindi se potesse, diciamo che dal lavoro che di molto tempo per raccogliere e raccontare i dati e le storie che poi ho messo nel libro, ovviamente la mia posizione non può essere eccessivamente ottimistica, cioè io dico certo che è meraviglioso avere un futuro, però anche bisogna agire politicamente e culturalmente per cambiare quest'Italia, per cambiare questi meccanismi anche molto legati alla gerontocrazia, legati al concetto di anzianità, legati al concetto di mettiti in fila, aspetta il tuo turno, legati al concetto di devi fare la gavetta e non è bene parlare di soldi, è volgare, non mi chiedere quanto ti darò io ti formo e quindi non devi chiedere di essere pagato. Quindi tutte queste ipocrisie che sono culturali e vanno scardinate se vogliamo ripartire, se vogliamo dare ai giovani delle buone prospettive anche di indipendenza economica, perché il mio punto di vista è che l'indipendenza economica sia un fattore irrinunciabile per rilanciare una generazione. Certo però che anche io ho il mio lato ottimista e quindi magari durante questo dibattito cercherò di inserirmi anch'io per dire quali sono poi le cose che secondo me sono indispensabili affinché i giovani possano ricominciare a produrre. Ve ne anticipo una: secondo me uno degli aspetti principali è che bisogna innescare a tutti i livelli un ricambio generazionale vero, perché non è più possibile che le scelte vengano prese solamente da una classe di tutti uomini tra i 50 e i 70 anni. L'ho detto esattamente così comodamente dell'anno scorso, lo ridico oggi perché purtroppo
ultimo. In un anno ancora non vediamo leader giovani in politica, leader giovani in Parlamento, nei partiti, nei sindacati, nelle imprese. Purtroppo i pochi leader giovani che si vedono di solito sono figli di, e quindi questo sicuramente non aiuta, perché una classe dirigente troppo vecchia non si rende forse pienamente conto, non sempre, dei problemi delle giovani generazioni, a cominciare da quello occupazionale, ovviamente con grandi eccezioni e lodevoli eccezioni. Allora io direi di organizzare il discorso così. Io partirei da, aspettate che non voglio mai sbagliare un nome perché io non dovevo fare il moderatore. Allora, io partirei da Sergio Rosato, che è il presidente di Veneto Lavoro e anche responsabile dell'osservatorio del mercato del lavoro, no? Sul Veneto, perché lui ha un pensiero critico su tutto quello, sul momento di crisi che l'Italia sta vivendo, su come la politica lo sta affrontando, sul catastrofismo forse che è divulgato anche dai media. E poi passerei la parola ad Annibale Delia, che è venuto dalla Puglia per raccontarci un'esperienza straordinaria, a mio avviso, che ormai c'è da 3-4 anni, un po' di più anche, che si chiama Bollenti Spiriti, Principi Attivi, poi ce lo racconterà lui, e che ha portato decine, se non forse ormai centinaia di giovani pugliesi ad avere l'opportunità di creare imprese, creare cooperative, creare realtà imprenditoriali che poi vanno avanti sulle proprie gambe grazie all'incentivo iniziale. E poi Sebastiano Zanolli, che lui è l'amministratore delegato di un'azienda qui del territorio importante che fa parte del gruppo Dise, ma è qui in realtà per portare la sua esperienza rispetto a motivazione, diciamo a motivare. Lui sono 20 anni che scrive libri, saggi sulla motivazione personale, su come realizzare i propri sogni coordinando le proprie competenze, giusto? E rendendosi appetibili. Quindi poi sentiremo che cosa ha da dirci. Allora io la prima cosa che chiedo al dottor Rosato, al direttore, è qual è la situazione in Veneto, e in Veneto c'è un futuro meraviglioso per i giovani veneti? Grazie, un saluto a tutti. Io ovviamente cerco subito di cercare di essere nel clima, nello spirito di queste introduzioni, e infatti mi sono subito posto il primo interrogativo è questo. È evidente che parlando di futuro bisognava invertire il tema e dire ma ho bisogno di meraviglioso avere un futuro, ma ho bisogno di avere un futuro meraviglioso. E il futuro meraviglioso però va anche coniugato come vivo il presente, perché pensare a un futuro meraviglioso vivendo maluccio il presente, come diceva prima la Voltolina, non è che sia il massimo dello stimolo e della voglia di pensare al futuro. Infatti uno degli aspetti che i sociologi mettono in evidenza è quello che questa generazione è molti invece presentificata, è talmente calata nella drammaticità del presente che non ha una visione del futuro come ce l'avevamo noi, modesta, perché avevamo un futuro più chiaro. Ci bastava vedere il modello di chi stava davanti, di chi stava nelle fasce di età più alte, per immaginare più o meno quale poteva essere, quale sarebbe stato questo futuro. E allora questa presentificazione, entro subito un po' nella cosa che mi interessa subito comunicare, viene drammatizzata in maniera forse volutamente per creare un po' tutto un catastrofismo di quello che succede nel mondo, no? Basta vedere i media, le notizie eccetera, cioè il 70% delle notizie sono catastrofi da qualche parte, cioè una scossa del 2,7% aspettiamo sempre lo tsunami, cioè immediatamente, subito, no? Quindi tutta questa rappresentazione catastrofica che adesso si compendia in un numero, no? Prima del 30, ora ogni trimestre aumenta di un punto e due. Il 34% dei giovani è disoccupato. È una cosa veramente da guerra civile. In realtà i giovani disoccupati in Italia sono circa il 10%, se consideriamo tutti i giovani, e in Veneto sono il 6%.
Allora è sbagliato il dato Istat? No, il dato Istat è giusto, ma va letto correttamente. È il 30% degli attivi, dei giovani attivi che è disoccupato, non il 30% di tutti i giovani. Infatti tra quelli occupati è che c'è la somma di quelli occupati e di quelli che cercano lavoro, quelli che cercano lavoro pesano per il 30% su questo totale. Ovvio. Allora io vi comincio a dare 4 numeri, me li sono scritti per non sbagliarli. Il numero è questo. In Veneto, allora, un'altra precisazione: quando parliamo dei giovani, di quali giovani parliamo? L'Istat misura i giovani per fasce di età. La fascia di età Eurostat di tutta l'Europa è 15-24 anni. In Italia abbiamo le politiche giovanili, gran parte di quelli che sono qua magari sono fuori, una parte comunque lo è. E allora dice: allora me ne vado, non è il tema, non mi interessa. Questo per dire intanto capire cosa è misurato. Bene, in questa fascia di età in Veneto ci sono 450.000 circa giovani. Di questi 450.000, se i disoccupati fossero il 30%, avremmo 135.000 disoccupati giovani, cioè 135.000 giovani che ogni giorno sono in attesa di un lavoro. Assolutamente. I giovani disoccupati che cercano attivamente lavoro sono intorno ai 27.000-30.000. E allora questo che cosa ci deve dire? Che tutto va bene. Andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Gli altri normalmente fanno così: di questi 450.000, 50 è a scuola e là studia. Poi possiamo discutere se è a scuola perché non ha alternative, perché parcheggia o perché l'ha scelto e qua poi lascio il campo agli altri, però è a scuola, quindi tecnicamente non può lavorare. Il 21% lavora, e allora qui poi entra l'altro discorso: lavora con soddisfazione, cioè è già nel meraviglioso futuro oppure è ancora lontano dal meraviglioso futuro. A quanto dice la Voltolina, una quota consistente è lontana dal meraviglioso futuro. Però quanta è questa quota consistente? Sono quelli che appaiono in televisione, sono tutti, perché in televisione appaiono quelli che non hanno il meraviglioso presente. Un convegno con giovani occupati in maniera soddisfacente non lo fa nessuno, o meglio, quelli che vi partecipano non prendono la parola. È così. E invece ce ne sono tanti che hanno rapporti a tempo indeterminato, sono inseriti, lavorano, eccetera. Fanno un lavoro autonomo soddisfacente, fanno gli imprenditori, Allora, anche questo, usciamo da questo catastrofismo. Il 10%, come vi ho detto, circa, cerca, più o meno attivamente. Ovviamente le statistiche non contano quelli che lo studiano e anche cercano, però in questa fascia di età sono pochi, sono molti di più da quelli che vanno all'università. E poi c'è questa famigerata categoria dei NEET, non studiano e non lavorano, circa il 19%. Ora, questi veramente, se fossero così tanti, sarebbero preoccupanti, ma io non sono convinto che siano così tanti, perché le rilevazioni Istat su questo ti domandano: che stai facendo in questo momento? Studi? No. Stai cercando attivamente lavoro? No. Sei occupato? No. Ma magari quello sta facendo nel momento in cui risponde a un altro progetto, si sta informando, siccome si può intraprendere un'attività, cioè non è un disattivo completamente. Ovviamente resta è ovvio che questa è una rappresentazione, una fotografia un'istantanea. Come stanno andando le cose? Sarò brevissimo. Quindi un problema di occupazione giovanile c'è sempre stato in tutta l'Europa, c'è in America, è sempre stato però un problema prevalentemente qualitativo. Addirittura c'è un paradosso: con l'invecchiamento della popolazione attiva il tasso di sostituzione è talmente favorevole ai giovani che basta coprire il 70% di quelli che escono per essere tutti occupati. Quindi resterebbero 30%, tant'è che noi fino a 3 anni fa abbiamo importato in maniera massiccia manodopera, lavoratori da tutte le parti del mondo, e in maniera da 50.000 siamo passati a 500.000 stranieri presenti nel nostro territorio regionale. Quindi di che parliamo? Parliamo di una cosa catastrofica. Il problema qual è? Il problema è che questa, diciamo, tranquillità sul piano dell'ottimismo, sul piano delle quantità,
comincia a diventare invece meno ottimista sul piano della qualità. E qui ci portiamo i mali peculiari del nostro mercato del lavoro. Un mercato del lavoro in cui gli inserimenti, le transizioni tra scuola e lavoro sono lunghe, sono frammentate, sono precarie, un lavoro al quale accedo che molto spesso è mal pagato, con poche prospettive di carriera, un lavoro che in questo momento mi dà anche insicurezza, molta insicurezza, perché scade, i famosi lavoratori che scadono, come le medicine e come gli yogurt. Bene, allora è ovvio che questa situazione sta peggiorando, ma sta peggiorando in maniera drammatica, grave, e peggiora anche, non in assoluto, peggiora anche sotto l'aspetto quantitativo, perché i posti di lavoro che vengono tagliati in questo momento sono prevalentemente questi posti precari, come diceva il senatore Castro. Se io azienda devo ridurre il fatturato, lascio a casa i tempi determinati, lascio a casa i co-co-co, non lascio a casa, mi imbarco in una riduzione di personale del lavoratore adulto che è lì da 25 anni e che magari è in una posizione strategica nell'azienda. Lascio a casa il giovane precario o quello in inserimento, e allora la perdita di posti di lavoro colpisce prevalentemente i giovani. Gli effetti della riforma Fornero polarizzano ancora di più il mercato del lavoro, perché i posti a cui i giovani aspirano sono occupati dai giovani, dagli anziani, dagli adulti, e lo saranno ancora per molto tempo, per più tempo che ieri, che appena 3 mesi fa. Quindi questa prospettiva è estremamente negativa. Finisco perché ovviamente il tema sarebbe, però è giusto. Allora, molto attenti agli assunti su cui costruiamo le cose, e chiudo sul concetto della precarietà, non precarietà. Allora, dobbiamo intenderci anche sul concetto di precarietà, perché se precarietà la assimiliamo a temporaneità del lavoro, è evidente che la precarietà è vastissima. Però se poi vado a vedere i numeri, io ho tanta gente che lavora con un rapporto temporaneo che non è per niente precaria, perché anzitutto sono molte le trasformazioni, e poi anche perché lavora in settori in cui il lavoro temporaneo è fisiologico. Se uno lavora nel turismo, in alcuni settori del commercio, in alcuni settori dell'alimentare, necessariamente ha un contratto temporaneo. La nostra economia pesa, ma è meno precario chi ha un contratto a tempo indeterminato nella piccola azienda o nel piccolo negozio e magari viene al primo problema viene lasciato a casa e viene licenziato. Non è assolutamente meno precario. Allora è evidente che questo che è il nuovo mercato del lavoro, l'insicurezza in entrata è molto aumentata, ma assimilare questa temporaneità alla precarietà è un altro dato sbagliato, un altro dato che non ha significato. Mi viene da ridere poi sull'ultima cosa quando sento i giovani talenti che vanno via, no? I giovani talenti che vanno via. Allora, nell'epoca della globalizzazione dovremmo essere felicissimi che i nostri giovani siano richiesti dagli altri mercati del lavoro. E quando una trasmissione di Radio 24 di Confindustria intervista i giovani talenti all'estero, la prima cosa che gli chiede, dice: perché sei andato all'estero? Perché in Italia ci sono gli anziani che, come ha detto la Voltolina, che non mollano i posti, perché si entra per familismo, perché se non hai la raccomandazione, perché ti pagano poco, eccetera. Allora io a quelli di Confindustria gli dico: ma questa di chi è la colpa? Tutta del pubblico impiego, dell'Istat, dove entrano i figli dei raccomandati? L'80% del mercato del lavoro fatto dalle vostre aziende. Perché non ve li prendete voi questi giovani talenti? E allora gli porto l'esempio: noi ogni anno selezioniamo ingegneri, medici e infermieri per la Germania. Vengono dalle università del Veneto, della Puglia, della Campania, della Calabria. Per selezionarli in 80 noi coinvolgiamo 500, al primo ingresso gli danno 2.500 euro netti. Rapporto a tempo indeterminato, aiuto se portano dietro la famiglia,
Allora, quello è un mercato del lavoro attrattivo per i giovani. E allora, se i nostri giovani sono richiesti, io sono contento. Poi se ci sarà spazio ci facciamo una chiacchierata, c'è qualche domanda, ci facciamo una chiacchierata su questo discorso. Per esempio, al lavoro bisogna essere competenti, ma che significa essere competenti? Scusate se sono stato lungo. Rispetto alla fuga dei cervelli dico solo una piccola cosa, cambiandomi la casacca, perché io sono anche faccio parte di un'associazione, sono tra i fondatori di un'associazione nuova che si chiama iTalents, che si occupa proprio di circolazione dei cervelli, il cui payoff è per chi è fuori, perché chi è fuori non si senta un talento esiliato e chi è dentro non si senta un talento sprecato. Quindi è proprio il fulcro di questa associazione, e in effetti il professor Rosato ha molta ragione. Il problema è che noi, è vero che non c'è problema se esportiamo i cervelli, perché vuol dire che i nostri giovani sono bravi, sono preparati. Il nostro problema è che non riusciamo a importare cervelli di uguale qualità, e quindi l'immigrazione che noi abbiamo in Italia è prevalentemente medio-bassa. Anche quando hanno titoli di studio più alti, gli immigrati non vengono per fare quei lavori là per i quali sono qualificati generalmente, e invece noi perdiamo persone mediamente molto qualificate, con istruzione universitaria o addirittura post-universitaria. Questa è una bilancia che va in negativo per noi, e che tra l'altro è anche uno spreco di risorse italiane, perché sono persone che hanno prevalentemente fatto si sono formati in Italia, scuole in Italia, università in Italia. C'è un costo di tutta la scuola pubblica in Italia che è alto, e poi nel momento in cui il ragazzo arriva a 25 anni e potrebbe diventare produttivo, zac, se lo prende un altro paese e si prende tutte le competenze che quello ha accumulato nel nostro paese. Quindi è quello un po' il problema. Rispetto al discorso del chi è veramente precario, cosa vuol dire veramente precario, dico una cosa flash e poi chiedo anche ad Annibale, che si lega bene al discorso di Annibale Delia. Io penso che l'esperienza di dirigere la testata Repubblica degli Saggisti ormai da anni me lo conferma, che nessuno veramente ben pagato si senta precario, nessuno dice io sono un precario se guadagna 3-4 mila euro al mese, perché a volte si leggono, e fa anche un po' fastidio forse, delle interviste di attori che dicono io sono un precario di lusso. Certo, loro sono dei precari perché fanno un mestiere che tipicamente è episodico, però vengono pagati molto per il tempo che loro passano al lavoro, e poi nei periodi in cui non lavorano hanno un cuscinetto. Ecco, allo stesso modo anche in mestieri non glamour come l'attore può accadere che se tu hai delle competenze da spendere sul mercato e trovi un'azienda che ti fa un contratto breve però ti paga molto bene per le tue competenze, tu sei assolutamente soddisfatto della tua condizione e poi riesci a maneggiare il periodo in cui invece non lavori. Il problema dei nostri giovani è che nella maggior parte dei casi sono cornuti e mazziati, perché alla temporaneità del lavoro e alla brevità dei contratti si aggiunge anche il fatto che siano contratti molto spesso non subordinati, quindi finti autonomi, e molto poco pagati, con retribuzioni veramente, io le riporto nel libro, sono tristi. Sono retribuzioni che per gli under 24, che è vero che non fanno tanto testo, però sono mediamente sui 600 euro al mese, e che poi invece per quelli over 24 arrivano a stento a 900.000 euro al mese. Quindi con queste cifre è ovvio che non si può vivere, non si può sopravvivere, non si può pensare di avere soprattutto la tranquillità nel momento in cui il contratto scade di poter mangiare fin tanto che non si trova un altro contratto. Di fronte a tutto questo c'è anche un'altra possibilità, che è quella, come dicevo, di un lavoro di inventarselo, di scommettere su un'idea e di cercare di realizzarla. E contro questo i giovani si scontrano molto spesso in Italia, perché mancano i fondi, manca la fiducia, mancano le strutture per poter realizzare la propria idea imprenditoriale. E per questo noi abbiamo invitato, gli organizzatori di Comodamente hanno invitato Annibale Delia. Annibale Delia lavora per la Regione Puglia ed è a capo di questo progetto che si chiama Bollenti Spiriti, si chiama Principi Attivi. Che cos'è Bollenti Spiriti in particolare? È un bando biennale, mi pare,
che mette a disposizione svariati milioni di euro di fondi pubblici, ovviamente fondi regionali, fondi di volta in volta presi dal Fondo Sociale Europeo, nazionali o regionali, e che seleziona delle idee che vengono presentate, delle candidature che vengono presentate non da singoli giovani ma da gruppi, da piccole associazioni di giovani che dicono: io voglio realizzare un'attività in questo campo, e ci sono 3 campi particolari di cui poi lui ci racconterà. Attraverso questo principio vengono selezionati le migliori idee e gli viene dato un congruo stanziamento iniziale, mi pare 20-25 mila euro forse, per cominciare la propria attività, e con una serie di attività di supporto e di monitoraggio da parte della regione, con un grande gesto di fiducia, in cui ai giovani viene data la fiducia di dire: io credo in te, credo che tu possa realizzare questa idea, dimostrami che ce la puoi fare. E i risultati dopo anni che esiste questo progetto sono eccezionali, perché tantissime aziende hanno continuato a vivere anche dopo lo sprint iniziale, e i casi in cui sono state la fiducia della regione è stata tradita sono veramente, si contano sulle dita di una mano. Allora io chiedo ad Annibale Delia di raccontarci che cosa succede in Puglia, e magari potrebbe far venire in mente qualcosa a qualcuno che lavora in Regione Veneto, chi lo sa. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi sono pensato di buttarla giù così, Eleonora. Allora, anzitutto 30 secondi di lessico, poi la storia di quello che stiamo facendo, e se c'è tempo, o anche dopo, oppure in un certo momento mi fermi, qualche considerazione di ordine così, un po' più generale. Lessico. Primo, Bollenti Spiriti è un programma della Regione Puglia, noi siamo stati la prima regione italiana che sui giovani ha detto: facciamo un insieme coordinato di interventi, insomma, tipo Leonardo da Vinci per l'Unione Europea, Bollenti Spiriti per la Puglia. Dentro Bollenti Spiriti questo grande cappello, il nome è molto evocativo, adesso se cercate su Google trovate facilmente, all'inizio vi faccio immaginare cosa è uscito, sono rischi. Dicevo, quando dentro questo grande cappello ci sono diverse iniziative. L'iniziativa di cui ci parlava Eleonora si chiama Principi Attivi di un Bando, quindi Bollenti Spiriti, il cappello, e Principi Attivi di un Bando. Proseguo con lessico. Se ho capito bene, questo festival è dedicato alla meraviglia. Allora, esco fuori traccia un secondo per esprimermi la mia meraviglia sulla curiosità e l'interesse che il Veneto esprime verso queste storie pugliesi. Lo voglio dire, lo sottolineo, perché accidenti siamo diversi, no? Siamo diversi, veniamo da parti molto differenti dell'Italia, con problemi diversi. C'è anche, come dire, una politica diversa, no? Ma sono molto, lo dicevo proprio ieri a Dario, che è un vecchio collega che ho seduto in seconda fila accanto all'assessore, di quanto spesso vengo in Veneto, e sono molto impressionato dalla curiosità, cioè da questo desiderio di sapere cosa accade in un posto diverso, dentro una logica che chiamerei di ispirazione, che è diversa dalla circolazione delle buone prassi, che non funziona. Abbiamo fatto bene, lì facciamolo anche qui. Non funziona. Funziona, ispiriamoci, cioè vediamo quali sono le idee e cerchiamo di capire se si adattano, se hanno senso. A me questo piace molto, per cui per iniziare con una specie di gratitudine, di meravigliata gratitudine verso il Veneto, perché sono venuto parecchie volte qua a raccontare, più di ogni altra regione italiana. Bene, lessico è quasi finito, per dire giovani. Non so voi, ma a me è una parola che mi mette un'orticaria terribile. Poi quando tu racconti che fai, mi occupo di giovani, vedi le persone, e un po' me la porto dietro anch'io questo fastidio. Noi abbiamo risolto più o meno così: quando diciamo giovani, noi diciamo nuovi. Fare le politiche per i giovani vuol dire fare le politiche per quelli che non c'erano, quindi vuol dire sì, ok, c'è un tema generazionale, va bene, però fondamentalmente, ecco, se ci immaginiamo una politica per quelli che sono figli degli amici del Giaguaro,
che hanno anche 18 anni, ma sono già perfettamente identici ai loro, come dire, no? Cloni di generazioni precedenti, non stiamo parlando di loro. Cioè, questo ci smarca. Fare le politiche per i nuovi vuol dire fare delle politiche sul ricambio generazionale. E quindi, e qui finisce il lessico, cosa vuol dire fare politiche in questo settore? E anche quali sono i motivi per cui non solo quando si dice giovani viene l'orticaria, quando si dice politiche per i giovani non ne parliamo proprio, l'orticaria raggiunge l'estremo. Perché? Perché spesso si ha la sensazione che le politiche per i giovani siano delle politiche per gli adulti che si occupano di giovani. E quando si dice politiche per, si intende dire politiche che vanno a vantaggio di, no? Cioè insomma, che esista un problema in questo schema. Ora su questo il concetto di ispirazione è molto forte, per cui io dico quello che noi ci siamo pensati giù in un posto diverso da questo, ragionando su alcuni problemi che noi avevamo. Però ecco, la sensazione forte che questi cosiddetti corpi intermedi, dentro delle politiche a filiera lunga, che dicono che i soldi per i giovani vanno dall'Unione Europea allo Stato, alla Regione, alla provincia, al comune, alla circoscrizione, al pianerottolo, alla fine si fa una cosa che spesso ai giovani non interessa e siccome non gli interessa, sai che si fa? Comunicazione. Ai giovani solitamente di questa roba non gli può fregare di meno. E quindi entrare a fare le politiche pubbliche e a ragionare di come fare a smontare questa cosa è un po', diciamo, l'ossessione di un gruppo di persone entrate dentro un'esperienza di amministrazione regionale che appena entrata ha detto noi vogliamo cambiare. Che cosa vuol dire? Entrare dentro un contesto dicendo non continuità, cambio, diverso. Come facciamo a fare le cose diverse? Ci vogliono delle persone diverse, perché se pensiamo che il cambiamento siano quelli di prima che dicono le cose nuove, no. Cioè, esiste un tema molto molto importante di persone nuove e quindi questa è anche la storia di persone nuove entrate, me compreso, entrate per sbaglio nella pubblica amministrazione, che hanno legato una corda a un palo dicendo oh casomai impazzisco, tiratemi fuori perché non so cos'è questa cosa qua, magari mi mangiano vivo, non so, e entrate messe in condizione di lavorare in una situazione di autonomia e che nonostante diciamo come dire, molti di noi che hanno costituito questo gruppo di lavoro eccetera fossero giovani da tutti i punti di vista, cioè under 30 eccetera, io no, ahimè purtroppo, però è con tutti nuovi. Questo per dire che è una storia di persone che affrontano i problemi per la prima volta e che li guardano in una maniera differente. Diceva Einstein, non è possibile risolvere i problemi con la stessa mentalità che li ha generati, no? Quindi noi abbiamo bisogno di persone che guardano i problemi per la prima volta. Esaurita la lunga premessa, infila dati di fatto. Primo, se vuoi che i giovani stiano dentro, ecco il pezzettino mancante che è importante dire, quindi immaginarsi una politica pubblica per i giovani che non è che si rivolge ai giovani come target o che legifera definendo delle regole che riguardano i giovani, ma ci siamo immaginati un'interpretazione radicale di politiche giovanili come le politiche che fanno fare cose ai giovani, in cui le risorse vadano a loro e basta, che non vuol dire che gli altri non servono, ma vuol dire che questo approccio sgombra il campo da una grandissima complessità affidata a terzi. Le politiche del lavoro per i giovani, le politiche dell'imprenditoria per i giovani, le politiche dell'informazione per i giovani, con cui lunghissimamente con Dario, con Eurodesk abbiamo lavorato, per cui non so, ma l'idea che mancasse in Italia un pezzettino che dà risorse direttamente a loro, che non sono il target di questa roba, ma sono i partner di questa cosa. Detto un po' kennedianamente, sparandoci un po' di pose, smetterla di chiedersi che cosa poter fare per i giovani, ma cominciare veramente a chiedersi che cosa i giovani possono fare per noi, ma non per retorica. Proviamo a immaginare un'amministrazione che guarda negli occhi il problema davvero e dice ma fammi capire, ma questi qui in che termini possono cambiare questo contesto che apparentemente è immutabile? Perché noi in Italia abbiamo un problema drammatico, la sensazione di immutabilità,
no? Il fatto che nella migliore delle ipotesi ci raccontano che avevo rischiato molto grosso e abbiamo scappato un pericolo. Però, oppure che le cose vanno sempre un po' peggio, ma la sensazione di cambiare una linea di orizzonte, di dire oh qua è cambiata l'aria, è un'esperienza che noi raramente facciamo, no? Come abbiamo fatto? Pensando a una cosa abbastanza semplice, l'idea che se vuoi che i giovani stiano dentro il gioco, gli stai chiedendo di condividere delle cose importanti per beneficio loro e di tutti. Partecipare ancora prima di imprendere, Eleonora, noi usiamo una categoria a cui teniamo molto, attivazione, che non è imprendere, è prima, è fare qualcosa. Se tu vuoi che i giovani siano dentro, perché guardate, è facilissimo rispondere a chi dice no, i giovani non esistono, i giovani sono tendenzialmente quelli che non ci sono. Se vedi un contesto pubblico, solitamente i giovani sono l'1%, perché solitamente non ritengono interessante questa cosa, no? Allora il tema è come si fa a rompere questa cosa, come si fa a immaginare un ingresso massiccio di persone nuove nel contesto, come si fa? La prima cosa che abbiamo fatto in Puglia è che siamo andati a chiederlo ai giovani, cioè siamo andati messo 2 anni di intervista sul campo con l'università a chiedere a 200 esperienze di attivazione giovanile, cioè impresa, politica, sport, volontariato, la qualunque, ok? Qualunque cosa, a delle persone giovani, chiedendogli perché lo stai facendo, che cosa usi, cosa c'è che va, cosa c'è che non va. Pensavamo ci dicessero l'accesso al credito, i soldi che mancano, ci hanno risposto se noi facciamo una cosa apparentemente abbiamo tutti contro, anzi ce l'hanno detto ancora più raffinata, cioè, cosa che diciamo spesso ormai, ce l'ha sintetizzata meravigliosamente un ragazzino di Foggia che ha detto io se faccio una cosa buona, tipo faccio un gol, tutti quanti intorno invece di farne un altro corrono dall'albero per farlo annullare, perché io vivo in una città da 0 a 0, perché tutto deve restare sempre 0 a 0, così siamo tutti quanti, come dire, no? Ci sentiamo perfettamente assolti. E nello stesso tempo ci hanno detto anche, però invece noi usiamo molte risorse personali, gli incontri, le suggestioni, poi certo i soldi, poi certo le risorse, poi certo e l'altra cosa che ci hanno detto, quindi ci hanno parlato di cultura, cioè signori, alla domanda perché i giovani non sono dentro, ci hanno risposto, anzi perché i nuovi non sono dentro, ci hanno detto perché quelli che ci sono non ci vogliono e anche gli altri nuovi fuori dal gioco remano contro. Capite che è un contesto dentro il quale un intervento normativo tradizionale ha dei grossissimi problemi a svilupparsi. Cioè stiamo ragionando di quel drammatico ping pong che c'è tra le regole e la cultura di contesto, in cui se tu non ti poni l'obiettivo di cambiare entrambi, probabilmente una delle cose si mangia l'altra. Se noi facciamo una bellissima legge ma intorno tutti la usano in maniera assolutamente contraria al suo spirito, probabilmente non avrà alcuna efficacia. Quindi come si fa a ragionare di regole e contemporaneamente di contesto? Come si fa la domanda del policy maker, a trasformare i soldi in mentalità? Che è una sfida affascinante, no? Come si fa? Perché la mentalità non si può comprare, e né si può comprare la fiducia, visto che l'altra cosa che ci hanno detto è non ci fidiamo del pubblico, se vediamo pubblico spariamo a vista, perché non c'è niente di buono lì. Noi abbiamo detto bene, salve, siamo il pubblico, no? E infatti abbiamo pubblicato all'epoca una pagina internet, sono arrivati un paio di mesi di insulti, siete voi, bastardi. Chiudo dicendo, noi abbiamo fatto così, sono arrivati dei soldi in Puglia che sono arrivati in tutte le regioni italiane, di un fondo nazionale per i giovani, e li abbiamo, mossi da uno spirito di autentico sdegno, dati ai ragazzi direttamente. E visto che si incominciava la descrizione di questo incontro del deserto delle opportunità, io penso che si affronti il deserto delle opportunità generando opportunità. Generando opportunità vuol dire che se hai delle risorse, cosa ti impedisce, uno, di affidarle a dei ragazzi con delle regole semplici, che capiscono tutti, che non servono dei commercialisti, che non servono dei mediatori, a filiera corta,
usando la rete come dispositivo di accesso e usando quelli che lavorano in rete come tramite per raggiungere quelli che la rete non ce l'hanno e non la usano. È possibile questo? C'è un motivo esoterico per cui è impossibile? Non vi posso assicurare che non c'è un motivo esoterico. E ancora, se fai un'iniziativa in cui tu prendi 7,5 milioni di euro e dici ma diviso 25 milioni di euro quanto fa? Fa 420. Ma se partono 420 progetti giovanili contemporaneamente, che succede in questa regione? E soprattutto quanti si candidano? Sapete quanti si candidano? 1600 gruppi giovanili. Voi sapete cosa vuol dire 1600 gruppi giovanili in ogni punto della Puglia che ragionano di una domanda che nessuno gli ha mai fatto? Ma se tu potessi, cosa ti piacerebbe fare? È molto potente come meccanismo e credetemi, non c'entra con il finanziamento dell'imprenditore giovanile, è prima. È la condizione, ora, intendiamoci, il vostro contesto non è, noi non sono qua a dirvi, beh, si fa così. Noi in Puglia, nel sud, con una serie enorme di problemi, abbiamo immaginato di rompere un incantesimo che dicesse cerchiamo di evitare quella trappola terrificante che riguarda i giovani in quanto nuovi, e cioè il fatto che le cose le fanno quelli che già le facevano. Assomiglia alla famosa trappola dell'esperienza. Il lavoro lo trova chi già. I soldi li diamo a chi ce li ha. Da un punto di vista l'amministratore delegato lo fa chi ha già fatto l'amministratore delegato, e quindi non si capisce mai dove c'è questa stramaledetta porta e quali sono le regole, perché definire le regole per entrare nella porta ha un impatto culturale gigantesco, e poi nel momento in cui tu affronti uno schema di questo genere e guardi in faccia il contesto culturale, ovviamente c'è qualcuno che ti dice guarda che qui nessuno si fida di te, che la fai a fare una cosa pulita, tanto non ti crederanno mai. E questo è il contesto di sfiducia che rende sostanzialmente inutile perfino la trasparenza e perfino la battaglia culturale contro la meritocrazia. Non funziona nel momento in cui chiunque venga respinto da qualunque genere di selezione grida lo scandalo e dice sì, ma qua sono tutti cugini. Questa è la tenaglia da rompere. E se questo è il contesto, cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo usato la rete, perché la rete, nel senso di internet, è uno straordinario, voi come dire, no? Qui ne sapete lunga, io tra qualche giorno sono a H-Farm alla presentazione del rapporto sulle start-up, per cui come dire, siete uno delle culle dei ragionamenti sulla rete, sia culturalmente sia tecnologicamente in Italia. Però ecco, c'è un aspetto che sottolineo 3-4 volte. La rete, oltre a essere un sistema per mettere insieme le risorse, è anche un fantastico luogo di trasformazione culturale. Perché nel momento in cui tu sai che ci sono 400 progetti giovanili in contemporanea che partono, mi chiedo perché l'istituzione non pensa mai di farli conoscere tra di loro? Perché quando c'è il dispositivo per accedere al bando, invece di farlo con le FAQ, non si fa con un forum online che rende tutto trasparente e genera degli effetti straordinariamente interessanti, no? In cui anche quelli che non ti credono vedono, per esempio, che tu hai fatto una domanda il mercoledì dopo un'ora ricevi una risposta, e anche la cappa di sfiducia diventa una tua risorsa molto potente, perché sapete bene che il contesto difficile nasconde sempre delle opportunità. Ecco, la rete può essere un fortissimo meccanismo per rompere questo tipo di contesto. Tutto il resto non c'è il tempo di spiegarlo, ma è una lunga storia. Vediamo come va avanti il dibattito e grazie, per adesso basta questo. Agire sui due fronti, no? Io penso che sia indispensabile, da una parte con politiche e quindi con progetti, con leggi, con fondi che vengano dal pubblico, però anche generando un cambiamento culturale, che è un cambiamento anche che coinvolge ciascuno di noi personalmente, e questo mi permette di coinvolgere Sebastiano Zanolli nel nostro dibattito. Io, per presentarvelo, vi leggo, perché mi hanno molto incuriosito, i titoli dei suoi libri che sono riportati qui. Allora, uno si chiama La grande differenza, una mappa utile per raggiungere le proprie mete, questo diciamo che è classico.
Poi c'è una soluzione intelligente alle difficoltà quotidiane, creare reti di relazione per affrontare il caos di ogni giorno. E qui già cominciamo ad essere un po' più originali. Poi io, società a responsabilità illimitata, strumenti per fare la grande differenza. Questo già mi piace. Poi questo c'ha una prefazione di Diego Dalla Palma, poi Sebastiano ci spiega come mai Diego Dalla Palma gli ha fatto la E, non è l'unico, perché allora poi c'è paura a parte, riflessioni e suggerimenti sul lavoro, la vita e la paura in un mondo precario. Questo è molto attinente a quello che stiamo parlando. E poi questo è quello che mi ha fatto più ridere, si chiama "Dovresti tornare a guidare il camion, Elvis, puntare sul proprio talento quando tutto sembra non funzionare". E qui la nota introduttiva è di Donatella Rettore, quindi io su questa, diciamo, eclettismo lascerei la parola a Sebastiano Zanolli. È tutto in salita dopo questa preparazione. Grazie, ma intanto buongiorno. Buongiorno. Grazie, mi sentivo solo, se no. È molto interessante, io ho preso un sacco di note, è davvero tutto interessante. Io non so francamente se ho qualcosa di intelligente da aggiungere, proverò a vederla un po' dalla mia parte. Tu adesso mi hai alzato una palla devo spiegare perlomeno l'ultimo titolo, vero? Sì, l'ultimo titolo devo spiegare. L'ultimo titolo, che forse è più coerente anche con i discorsi che sono stati fatti finora, è la risposta che ha ricevuto Elvis Presley nel 1954, quando ha fatto il suo primo provino alla radio. È andato dentro, faceva il camionista, ha cantato un pezzo in live, poi è corso fuori da tutti quanti quelli che amano cantare, è corso dal talent scout della radio e gli ha detto: "Oh, allora com'è andato?". E questo, che è passata la storia per questo fatto, e che poi ha tentato inutilmente di smentire, ma non ci è riuscito perché aveva testimoni, gli ha battuto sulla spalla e gli ha detto: "Guarda Elvis, torna pure senza problema a guidare il camion, che non ci perdiamo niente". E a me questa cosa qua è che mi ha colpito quando scrivo questo libro, che in verità all'inizio si titolava in un'altra maniera, si titolava "La pacchia è finita". E mi è piaciuto talmente tanto questa frase che ho pensato bene che poteva essere un monito, perché qui io, voi, un sacco di gente qui dentro è piena di talent scout che gli hanno detto esattamente tutto ciò che non sono capaci di fare, tutto ciò che non possono fare, tutto ciò che non saranno mai, e hai pochissima gente che ti dice cosa potresti fare, cosa potresti essere, cosa potresti... un po' i temi che toccava prima Annibale. Ecco, quindi spiegato l'arcano dell'ultimo libro. In verità a me piacciono questi temi e guardo l'altra metà del discorso, perché anche avendo le mie opinioni sui temi politici e cosa può fare la politica, molto kennedianamente mi domando sempre cosa posso fare io per cambiare le mie sorti. Non che non sia importante l'altra metà, ma credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, quindi se io non sono disponibile a mettermi a fare il politico, è inutile che continui a dire ai politici cosa devono fare. Cioè, o mi alzo e lo faccio, oppure continuamente a dare suggerimenti, tranne poi continuare con la mia vita di sempre. Lo trovo, parlo per me, è solamente una questione personale, un po' ipocrita. Quindi c'è gente più brava di me a farlo, io lo lascio fare. A me interessa però l'altro pezzo, ed è il pezzo che riguarda quello che riesco a fare io con le mie risorse o con quello che mi è dato da fare. E qui io provo a essere un po' analitico, no? Nei punti di vista che sentivo ho trovato moltissimi elementi su cui essere assolutamente d'accordo, e tutto quanto quello che ho sentito dai dati che abbiamo sentito prima, anche all'esperienza pugliese, che io ho viaggiato parecchio in Puglia e devo riconoscere invece, io credo che al di là delle oggettive situazioni, diciamo così, ambientali differenti, la gente è molto simile. Io credo che la Puglia sia un pezzo di nord precipitato, sì, nel sud, sì, davvero, ho sempre trovato molta apertura, quell'apertura che tu dici trovi qua, io l'ho trovata molto in Puglia, quindi credo che ci sia questa affinità, quantomeno sì, di sentimento. Allora, detto questo, il primo punto che mi viene da dire quando parliamo di giovani, notavo anche il fatto che in questo salottino giovani non ce ne sono, nemmeno sommando gli anni ci sto dentro, mi piace, proprio non ci sto.
non ci sto dentro. E questo è interessante perché sono sicuro che non è un atto voluto, ma è un atto per cui la rappresentanza magari si fa fatica a trovare, magari si dice ma tanto non mi ascoltate, quindi non ci sto a far parte. Allora io parto però da un punto di vista che io trovo diffusissimo. Per spiegarvelo devo usare una metafora. Io sono nato nel 64, quelli della mia generazione sanno che al sabato, quando si andava a catechismo, poi di solito ci si fermava all'oratorio, il patronato, chiamatelo come volete, a giocare a calcio. E durante queste partite infinite che duravano 4-5 ore, perché comunque erano partite alla viva il parroco, quindi c'era sempre, tutti giocavano molto volentieri, ma c'era sempre il bambino che era il padrone del pallone. Il bambino che era padrone del pallone di solito non era bravo a giocare a calcio, però era il padrone del pallone e quindi decideva le squadre, decideva chi stava contro sole e chi stava a favore del sole e decideva, la cosa più odiosa di tutte quante era che decideva quando la partita finiva, che di solito era quando lui era in vantaggio. E tu gli dicevi, ma non mi sembra giusto, e lui diceva, il pallone è mio. Ecco, mi serve questa metafora perché quindi mi sono tirato fuori dal tema politico, cosa possono fare i politici per voi, giustissimo, io parlo cosa posso fare io per me. Ecco, allora la prima riflessione che faccio è che noi, e non noi come abitanti di Vittorio Veneto, abitanti di Brindisi o abitanti di Bassano del Grappa, possiamo dire, ma noi come occidentali. Allora, come occidentali noi abbiamo la fortuna di aver consumato l'80% delle risorse mondiali negli ultimi 200 anni. Noi siamo qui in questo posto e reputiamo assolutamente normale essere in un posto in cui un sabato mattina è dedicato e ci siamo gratuitamente, occhio, quindi la comunità in qualche maniera è riuscita a pagare tutto ciò e lo reputiamo normale. Noi reputiamo normale andare a casa e trovare da mangiare, noi reputiamo normale poter fare moltissime attività, tra cui la doccia, reputiamo normale, e potrei portarvi qui in maniera molto leziosa e tediosa tutti quanti i numeri che dimostrano che questo è appannaggio di una minoranza infinitesimale dei 6 miliardi di persone che popolano questo pianeta. Quindi a me, quando mi dicono ma sei ottimista o sei pessimista, ma la domanda mi viene veramente da girare, ma come fai a non riconoscere l'enorme fortuna che ti è piovuta addosso, anche se prendi 600 euro al mese? E questo non è un ragionamento di quelli che ti portano a dire poi c'è l'inflazione, andate al supermercato un po' più lontano a risparmiare. No, non è così banale, è molto più profondo. È riconoscere che le risorse per inventarsi un futuro qui ce le hanno tutte. Vi dirò di più, se le persone che sono qui hanno un'integrità psicofisica, quindi hanno il pieno dominio della loro testa, del loro corpo, per questo ci mette ancora in un percentile ancora più fortunato, e c'è da ricordarsi che le persone che non ce l'hanno questa integrità guardano a noi come quelli che in qualche maniera gli daranno una mano. Quindi c'è anche un dovere morale. Ecco, per ritornare all'esempio del bambino, se io fossi il creatore, guardo giù e vedo tutta quanta questa pletora di occidentali, di europei e di nordamericani che continuano a lamentarsi perché la benzina costa troppo, perché ogni cosa è un problema, è lamentoso, direi ragazzi, siete abituati ad avere il pallone, sapete cos'è? Adesso il pallone non ce l'avete più voi, no, perché io non so se voi girate, ma immagino di sì, state in giro per il mondo, non è tutto quanto questo peana che c'è qua, e tu vai in un sacco di paesi nel mondo, io sono tornato da poco dalla Cina per esempio, città di 30 milioni di abitanti, non è questo piano, e questo mi raccomando, io non vorrei passare per quello che vuoi far passare tutte quante le cose come cose sane che vanno bene, no, ci sono un sacco di cose che non vanno bene. Quello che non va bene è tirarsi fuori dal gioco chiedendo che qualcuno cambi il gioco per te. Magari avverrà, magari ci sarà un governo che farà meglio dell'altro, un partito che farà meglio dell'altro, però io non credo, a guardarla un po' più da lontano, che noi dovremmo mettere tutte quante le fiche sul numero adesso arriva qualcuno che ci risolve i problemi, soprattutto in un momento in cui abbiamo così tante risorse da mettere a frutto. E allora questo è il primo punto, il punto di vista. Ma veramente va così male? Cioè noi siamo quella 5, 6%, 7% della popolazione mondiale che il problema delle calorie ce l'ha nel tenerle fuori dal proprio corpo, gli altri ce l'hanno nel buttarle dentro.
tanto per dirne uno. Bene, detto questo, quindi cambiato un po' la prospettiva, che mi porta a guardare con infinita anche tristezza e compassione tutti quanti quelli che continuano a lamentarsi di non avere opportunità, direi che un altro punto è il campo di gioco. Ora, l'ha spiegato magnificamente prima. Io sono amico di Sergio Nava, quello che fa la trasmissione su Radio 24, e la stessa critica che gli rivolgo è: Sergio, è detto che tu tenti di dire a questi ragazzi che sono degli sfigati perché sono in giro per il mondo. Ora, a parte che lui non lo fa, ma dico, io ho parlato, sono stato intervistato in quella trasmissione e ho parlato con diversi di questi giovani, e questi giovani la prima cosa che ti dicono è: non chiamateci cervelli in fuga, perché siamo gente che ha studiato una vita, troviamo un sacco di posti di lavoro in giro per il mondo, ci sentiamo onorati di questa cosa. Ora, io credo, sempre purtroppo, per fortuna, appartenendo a quella generazione degli anni 70 che è stata tirata su alle elementari e alle medie, facendo un sacco di temi sull'Europa unita, ce n'era uno al mese: perché l'Europa unita, perché l'Europa unita. Adesso che l'Europa è unita, io posso andare in giro a farmi dare lavori a destra e a manca, mi domando perché dovrei sentirmi uno sfigato a andare in giro a lavorare. Io sono stato in Germania per un paio d'anni e non mi sono sentito uno sfigato, pur non entrando magari dalla porta principale. Allora, questo è il secondo punto di vista mio, e parlo di me per primo, cioè ho un campo di gioco che è enormemente più grande. Ah, certo, se il tema è trovare lavoro a 3 km da casa, sì, allora la rogna è concreta. Allora questa è una questione di percezione, però qui ognuno se la gioca un po' da sé. L'altro tema è quello del per cosa vieni pagato. Io cerco sempre di io anche per lavoro mi trovo spesso a lavorare con per esempio con ragazzi in stage, ed è sempre molto complicato approcciare questo tema, perché è delicato proprio per i motivi che prima toccava Eleonora: la paga, quanto prendi, cosa è accettabile, cosa non è accettabile. La riflessione che mi viene più spontanea è che al di là che non lo trasformiamo in una specie di supporto sociale, per cui la società dice: ok, diamo uno stipendio di entrata alle persone in maniera che in qualche maniera si creino un minimo di base, consumino, perché c'è anche questo tema qua, consumino. Però poi, a guardarla da un punto di vista squisitamente professionale, c'è un pezzo di storia che ci siamo persi per strada, quella cosa che una volta si chiamava apprendistato, ed è un periodo in cui tu entri dentro in qualche struttura, in qualche organizzazione, e ti dicono: sì, perfetto, abbiamo bisogno di te per risolvere dei problemi. Che problemi sai risolvere? Se la risposta è nessuno, o se la risposta è troppo semplice, io posso fare fotocopie. Inevitabilmente il processo produttivo ti paga poco, ma ti paga poco, e qua si chiude il cerchio, proprio per il fatto che ci mette alle strette e che ci fa domandare: ma questa è una cosa che facciamo perché apparteniamo a un popolo, quindi agli italiani devo dire di sì. Ecco, il problema che ci mette, il fatto che ci mette un po' nell'angolo, è che c'è un sacco di gente in giro per il mondo che, rispetto a quel punto di cui parlavo prima, quindi la soddisfazione, cosa ti serve per vivere, cosa percepisci come felicità o infelicità, dice: no, guarda, io ho capito le regole del vostro gioco, posso giocare anch'io con voi e mi accontento di meno di quello che ti accontenti tu. Ora, qua non c'è verso di mettersi in una posizione piuttosto che in un'altra: o accetti la competizione internazionale o non la accetti. Quando tu accetti la competizione internazionale, la domanda che devi fare seriamente, ma la devi fare seriamente dal giorno 1 in cui tenti di entrare in questo gioco, è: ma io che problemi so risolvere? Ma io a chi semplifico la vita? Ecco, io credo che come domanda sia molto più intelligente della domanda sto cercando un lavoro, perché il lavoro poi sottende a questo: che problemi sai risolvere? Anche questo io lo guardo sempre dalla parte mia, perché allora mi porta a parlare della formazione continua, dell'apprendimento, del capire cosa so realmente fare e cosa non so realmente fare. Il vizio è stato probabilmente degli ultimi 40 anni in cui moltissima gente è stata pagata per non risolvere problemi. Prima ne parlava il senatore e diceva giustamente: se io tiro al centro tutto quanto e perdo dei pezzi di occupazione grande per strada. Ha ragione, li perde. La domanda vera è: ok,
fantastico, quindi per mantenere questa occupazione qualcuno deve pagare, la domanda è chi deve pagare. E in un ambiente chiuso chi deve pagare? Beh, guardatemi in faccia, perché prima o dopo per l'inefficienza e per l'incapacità di risolvere i problemi qualcuno dovrà pagare. Quindi il tema, per me, per quanto mi riguarda, arriva sempre alla fine alla capacità tua di prendere i talenti, per esempio, cioè quello che ti piace fare, quello che sai fare, di metterlo al servizio di un tuo obiettivo e di avere ragionevolmente la capacità di pensare a te come una società a responsabilità illimitata. Io non ho molte speranze che il sistema pensi per me, non ho speranze che il sistema mi paghi la pensione, non ho speranze che il sistema si prenda cura di me quando sarò malato, e questo magari può sembrare un po' aspro come cosa, però tenete presente che noi siamo un'eccezione, una rarità storica. A Chongqing, questa città cinese, ci sono 30 milioni di persone, è una città, è grande come il Belgio, è una città. E quando tu dici, beh, questa città fa metà degli abitanti del mio intero paese, tu ti domandi, ma quello che credo io, perché lo vedo sempre da casa mia e mi sembra assolutamente naturale e immutabile, è la verità. La verità è che non è la verità, non lo è. Molte di queste cose che noi abbiamo, le abbiamo mutuate perché o abbiamo fatto debiti e li abbiamo passati ai nostri figli, o abbiamo portato dentro delle energie da altri paesi che non potevano ribellarsi o in qualche maniera farci pagare il conto. Quindi il mio tema è, e che continuo a sottolineare, forse anche uno dei motivi per cui ho questa simpatia da parte di molti ragazzi giovani, che mi piace, perché io credo davvero, quando hai parlato di presentificazione, ecco, io non credo per esempio che le giovani generazioni, e tu le chiamate giovani, nuovi, abbiano tutta l'angoscia che abbiamo noi. Io credo che mio figlio, che ha 12 anni, non abbia tutta quanta l'angoscia che ho io nell'affrontare il futuro, perché si rende perfettamente conto che le regole sono, anzi non se ne rende conto, le regole sono cambiate, per lui è assolutamente normale. Quando io dico vai fuori a giocare con i tuoi amici in quartiere, lui mi dice papà sto giocando, io lo guardo, con chi? Con un mio amico, guardo e non capisco con chi sta giocando e lui mi dice che è un amico da Singapore che gioca al Nintendo con lui. Ecco, io che non la capisco questa cosa qua, mi sembra una stupidaggine, ma lui sta giocando con un bambino dall'altra parte del mondo. Ecco, io quello che spero è che riusciamo a far percepire a ciascuna delle persone che sono i nuovi, ma io ho un pensiero differente, cioè io che ho 47 anni non sono in una situazione differente, non sono messo diversamente. Domani mattina non è più vera quella cosa che si diceva prima, può fare l'amministratore delegato chi è già stato amministratore delegato. In questo momento c'è un mio coetaneo o più giovane ragazzo indiano che parla 4 lingue, tra cui anche l'italiano, che dice sai cos'è? Grosso modo io faccio l'80% di quello che sa fare Sebastiano, però ti costo un quarto, mi prendi? E io non ho dubbi che lo prenderanno. Quindi io non mi sento garantito e non voglio nemmeno essere garantito. Quello che io voglio fare è avere delle alternative. E ho delle alternative se imparo a fare cose nuove, se imparo a semplificare e risolvere problemi agli altri, se sono disponibile a ingrandire il mio campo d'azione. E paradossalmente queste cose, grazie alla rete, grazie al benessere di base di cui godiamo tutti quanti, sono alla mercé della stragrande maggioranza di noi. A volte può mancare la volontà o la conoscenza. Ecco, io cerco di trasmettere questa volontà di approfondire le proprie competenze e capacità alla gente. Io chiederei a questo punto al pubblico se ci sono delle domande che volete porre a qualcuno qua di chi è seduto sui divanetti verdi. Ok, nessuno ha domande, è sempre così, è sempre così. Ma purtroppo invece, se poi c'è qualcuno che rompe il ghiaccio, qualcun altro... No, allora io lo rompo dicendo che questo ultimo intervento di Sebastiano è disturbante, perché lo è.
io lo dico perché per chi diciamo vive in Italia, si occupa di mercato del lavoro italiano e di giovani, nuovi, come vogliamo chiamarli, è disturbante sentirsi dire le regole sono cambiate, te devi adeguare e soprattutto non devi piagne. Perché in effetti ci sono tanti che investono tanto, che ci mettono tanto impegno, che studiano molto, si preparano molto, che sarebbero in grado di risolvere molti problemi e che si trovano di fronte a muri di gomma, a un settore pubblico e un settore privato che sfruttano le competenze e i problemi che loro sanno risolvere, però senza dare niente in cambio, senza dare il giusto in cambio. Però penso che nel suo essere disturbante sia un intervento comunque importante, perché è vero anche che noi non possiamo piangerci addosso. Allora, quello che io traggo dal discorso di Sebastiano Zanolli, mi viene vassallo, non so perché, di Sebastiano Zanolli, è che ciascuno di noi deve prendere in mano la boccetta del suo futuro, e questo è sicuramente vero. Dal mio punto di vista, prendere in mano la boccetta del proprio futuro vuol dire anche protestare, vuol dire anche impegnarsi in prima persona in politica, nell'associazionismo, per cercare di arrivare laddove si possono anche cambiare le regole. E allora, una volta che molti giovani saranno riusciti ad essere nei posti dove si fanno le regole del gioco, allora potremo ricominciare a parlarne. È vero che in un momento di transizione in cui le regole, i vecchi giocano con le regole vecchie che sono assolutamente sfavorevoli alle nuove generazioni, e il mondo, e quindi i nuovi giovani in tutto il mondo, giocano con regole completamente nuove che per i nostri giovani sono fortemente penalizzanti, è vero che ci troviamo in un cul-de-sac. Però è vero, ecco, ho ispirato il Presidente. Una battuta, ovviamente sono, come dire, imputabile di interesse personale, dati i miei capelli bianchi e la mia età. Allora, io credo che la domanda di fronte a questo problema da porre è questo, è molto semplice: ma tu vuoi prendere il posto mio per fare meglio quello che sto facendo? E guarda che quello che sto facendo io non funziona più. Allora, prima domanda che bisogna porsi è questa: ritieni di saperlo fare meglio di me? Ma guarda che anche saperlo fare meglio non ti porta da nessuna parte, non funziona più. Allora, sei proprio sicuro che anch'io non mi sono posto il problema che non funziona più e potremmo allearci per farlo meglio tutte e due? Cosa mi porti tu di quello? Perché io credo che categorizzare in maniera netta tutti i giovani sono stati penalizzati dalle scelte sbagliate dei vecchi, sono tanti giovani che vivono comodamente nel modello di società che noi abbiamo costruito, ma ci vivono talmente bene che anzi vorrebbero entrarci per conservarlo, magari migliorarlo. Ci sono tanti altri invece che in questo mondo si sentono fuori. Allora, il problema di fondo è questo, cioè è come stiamo affrontando questo clamoroso cambiamento, quello che descriveva lui, come lo stiamo affrontando questo clamoroso cambiamento. Lo stiamo affrontando come sempre con tante contraddizioni, con tante cose buone, tante cose cattive, tante cose grigie, che è un po', scusate perché si torna sempre a quello che si è detto all'inizio, c'è catastrofe, siamo dentro un cambiamento talmente grande, tanto più grande di noi, che ridurlo al problema generazionale mi sembra veramente una cosa sbagliata. Allora, a questo punto io darei la parola ad Annibale Delia per lasciargli, dato che è quello che viene da più lontano, per lasciargli chiudere questo incontro. Tanto poi so che qualcuno di voi verrà a fare domande singole invece di farle arricchendo il dibattito, però insomma, altrimenti andremo tutti a mangiare. Annibale. Qualche flash qui e lì. Il primo, mi sa che abbiamo guardato la stessa cosa con degli occhiali differenti, perché facciamo anche dei mestieri differenti e non credo che esistano delle lenti giuste e delle lenti sbagliate. Esistono fortunatamente delle lenti diverse. L'idea che la dimensione collettiva sia sostanzialmente un'illusione, perché alla fine il tema è
che cosa ciascuno di noi può fare per se stesso e per gli altri. Come dire, anche questo è un effetto culturale, no? E mi verrebbe da dire, non è un caso che sia un pensiero che nasce qua in Veneto. Ho dei cari amici che li prendo un po' in giro dicendo certo che voi siete veramente i cowboy d'Italia, no? Cioè l'idea di avere un posto con questo mix di forte spirito identitario anche fortemente individualista, l'idea di assumersi totalmente la responsabilità delle proprie azioni è un approccio molto potente anche, no? È una cosa che per esempio io da meridionale, anche se sono nato a Milano perché mi ritengo un po' un mix, guardo con interesse e con ammirazione, misuro anche le differenze tra i punti di vista. Ciascuno di noi è un produttore di cultura, però è anche un prodotto culturale. Il punto di vista che evidentemente difendi con grande forza è anche frutto della tua storia. Anche la storia di Leonora probabilmente porta a scrivere un libro di indignazione che dice porca miseria, siamo un paese in cui le giovani generazioni sono un potenziale motore per essere tutti più felici e invece un po' sono sotto le suole delle scarpe, no? Io ho dei fratelli, per esempio, più grandi di me, che hanno sbattuto contro il muro di gomma di questa nazione negli anni 80 e primi 90, esattamente quando è iniziato il blocco, no? Cioè noi oggi siamo un paese bloccato perché 15 anni fa si è fermato tutto, perché quelli che sono arrivati hanno detto beh, dopo di noi nessuno, va bene? Siamo arrivati noi, non entra più nessuno. E per esempio mi verrebbe da dire, non è che non fossero persone che si assumevano completamente la responsabilità delle proprie azioni, persone di grandissimo talento, persone che hanno anche studiato fuori, che hanno girato il mondo, consapevoli delle proprie responsabilità, però intorno avevano un contesto che diceva parli 4 lingue? Mi sa che però non è esattamente quello che noi cerchiamo, anzi per favore vai da un'altra parte, no? E talvolta quando questa cosa qua assumi i contorni di un clima che ti circonda, tu puoi anche non sapere che la soluzione è assumerti la piena responsabilità, magari cominciano a pensare di essere sbagliati, no? Cioè questo blocco che è accaduto in questo paese in cui in un certo momento non si è passato più il testimone, adesso voglio usare le categorie del ricco povero piuttosto, ma proprio del felice, ecco, ha reso felici moltissime persone. E io penso invece che è bello se tra i tanti obiettivi che uno ci si pone nella vita c'è anche quello di rendere più felici le persone, magari attraverso delle politiche, no? Perché come dire, con tutta la consapevolezza del gioco che è cambiato, in tutto che è cambiato, ecco io però penso una cosa, è un pensiero con cui lascio comodamente. Io credo che esista una grandissima possibilità di cambiamento nelle mani delle persone, qualunque cosa facciano, che questa possibilità di cambiamento è legata molto alle chance che le nuove tecnologie, queste nuove regole di poter giocare con Singapore ci vengono date, ed è una grande novità. Penso che il segreto per essere padroni del proprio destino, ma essere anche un po' fautori di un destino collettivo, è nella logica della condivisione delle cose preziose. Ecco, io penso che veniamo da un modo di pensare molto orientato a lamentarsi, oppure anche disegnare la mappa del mondo e decidere come questo deve funzionare, oppure lamentarsi perché uno decide che tutto dovrebbe andare così ma le cose non vanno bene, e quindi abbiamo molto da imparare in altri paesi che affrontano problemi molto più, come dire, anche grandi, anche più drammatici. Però io penso che l'azione elementare di prendere delle cose belle che tu hai e condividerle abbia un grosso impatto, che funzioni, che rompa quel meccanismo di lamentazione che dice ecco le cose non vanno, però nel frattempo io prendo le cose mie e me le tengo strette perché sono mie, e che questa cosa non è soltanto un'azione individuale ma anche un forte senso politico, perché l'uomo è un animale anche politico, che può incidere, si interessa di incidere su ciò che riguarda anche, come dire, il modo in cui tutti insieme funzioniamo.
E questo io penso che sia una grande possibilità, una grande speranza che noi abbiamo, perché condividere è un atto contagioso e quando tu condividi qualcosa di prezioso vedi che anche gli altri condividono. Le istituzioni non lo fanno quasi mai. Quello che noi stiamo cercando di fare è un piccolo esperimento su questo ed è anche una ispirazione con cui lascio comodamente. Grazie. Grazie a tutti.